su, è Carnevale, è la festa più divertente dell'anno e ogni scherzo vale! Vale! Sta fotografando tutta la nostra folla, che è veramente un bel colpo d'occhio. Buonasera, grazie di questo applauso. Ciao amici di Giriferro Team, oggi siamo a Casale di Scodozia in provincia di Padova. Tra poco assisterete alla seconda selezione di Miss Italia. Non perdetevela. Buon pomeriggio amici di Casale di Scodozia, e ci ritroviamo per un altro importante appuntamento qui con una selezione valida per l'80ª edizione di Miss Italia. 80 anni di questo concorso che così va a trovare tanti amici in tante piazze, in tante location in tutta Italia, e oggi, come avvenuto nei 5 anni precedenti, andremo insieme ad eleggere la Miss Carnevale del Veneto. Bene, allora io comincerei subito a invitare gli amici giurati a posizionarsi su queste panche sul palcoscenico, così li conosciamo anche. Stefano Farinazzo, che è il sindaco di Casale di Scodozia, prego sindaco, insieme all'avvocato Paolo Longhi di Legnago. Poi abbiamo Giusva Pinato, insegnante di Codevigo, prego potete accomodarvi lì sui vostri posti. Poi Laura Altobello, assessore sociale del comune di Casale di Scodozia, Anna Muraro, assessore alla cultura del comune di Casale di Scodozia, Chiara Giacomini, operaia di Casale di Scodozia, quindi Giovanna Bonifacio, impiegata. Poi Morello Manrico, edicolante del paese, Morello Cristiano, pasticcere, che noi ringraziamo perché nel camerino ha portato degli ottimi dolci offerti a tutte le nostre concorrenti, quindi grazie anche al nostro amico pasticcere. Poi abbiamo Beniamino Veronese, consigliere provinciale di Padova, insieme a Lazzarin Modesto, sindaco di Terrassa Padovana, Chietto Cinzia, ragioniera di Terrassa Padovana, Businaro Tiberio, sindaco di Carceri, Nicola Bonis, ingegnere informatico di Bevilacqua, insieme a Francesca Trivellato, dipendente USL Carceri. Facciamo un applauso ai nostri giurati, che hanno avuto un grato compito, perché è sempre molto difficile, ma credo sia piacevole andare a vedere tutte le ragazze in gara che fra qualche istante conosceremo. Voglio svelare una cosa: chi ha già seguito la Miss Carnevale del Veneto in questi anni lo sa, ovviamente per motivi tecnici le ragazze in questo palco faranno solo la sfilata con il loro abito elegante, ovviamente faglia da fare con il body, magari potevano patire un po' di freddo e in questi giorni hanno scuola. Allora, per rispettare tutto questo, la giuria ha visto con tutta la dovuta calma le nostre concorrenti, ha già espresso un primo verdetto che credo poi sarà anche confermato dalla prossima sfilata, però volevo rassicurare tutti quanti, si sono già viste, anzi se poi nei prossimi giorni andrete sulla pagina Facebook di Miss Italia Veneto, sui social, su Instagram, vedrete proprio delle foto fatte mentre la giuria vedeva le nostre ragazze. Tutto queste ragazze ovviamente lo sanno. Bene, a questo punto io ho chiamato la giuria, mi metto da questa parte vicino ai nostri giurati, perché andiamo con una piccola sigla e così andiamo a vedere tutte insieme le nostre concorrenti. E facciamo un bel applauso alle nostre 20 candidate al titolo di Miss Carnevale del Veneto, bellissime ovviamente, insomma sono delle ragazze che partecipano a Miss Italia. Allora ragazze, c'è un omaggio floreale per voi e invito Paolo Longhi, l'avvocato, a consegnarvelo. C'è una rosa per tutte quante voi che vi consegniamo subito all'inizio di questa nostra selezione. Poi ovviamente potete rientrare una a una in camerino e poi vi vedremo sul palco per conoscervi comunque meglio. Vi ricordo intanto
che andremo a premiare le prime 5 classificate, quindi Miss Carnevale del Veneto insieme alla seconda, terza, quarta e quinta, e cosa importante, le prime 3 classificate parteciperanno già di diritto alle finali regionali Veneto di Miss Italia, quindi per loro sarà un momento davvero molto importante e una grande opportunità, perché pensate, le prime 3 oggi andranno direttamente alle regionali, quindi per loro il primo passo, il primo ostacolo è già superato. Grazie Avvocato per la sua disponibilità, consegnato la rosa a tutte, benissimo, grazie. E a questo punto non poteva mancare un ospite oggi pomeriggio, tra l'altro è tornata a trovarvi, visto che l'avete avuta ospite proprio nella giornata di inaugurazione, ma oramai di questo carnevale, oramai per tradizione ci viene sempre a trovare al Carnevale del Veneto la Miss Veneto in carica, e quindi non poteva mancare Diletta Sperotto, Miss Veneto 2018, eccola qui. Mi è piaciuto il saluto, rifallo, vai, fallo lentamente per le telecamere. Adesso si abbasserà la musica e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Sei stata qui qualche tempo fa come madrina e oggi sei qui dietro, davanti a questo marchio così importante. Cosa ti ricorda Miss Italia? Beh, sicuramente un bel ricordo, resterà per sempre impresso nella mia memoria e sono contentissima di essere Miss Veneto per Miss Italia. Senti, le prefinali, le finali, lei come tutte quante le ragazze, così lo diciamo, una ragazza per diventare Miss Italia, perché bisogna ambire sempre al massimo, poi quello che succede nel percorso, fa delle selezioni, vince le selezioni, va alle regionali, vince le regionali, fa le prefinali e le finali, quindi il momento in cui ti è stato detto a Jesolo sei Miss Veneto, poi affrontare le prefinali e le finali, com'è andata, cosa ricordi di quei giorni? Allora, le finali sono state molto faticose, se devo essere sincera, però è stata una bellissima esperienza, mi ha maturato molto, infatti ormai per me il palco non mi fa più paura come faceva all'inizio, e devo dire che l'esperienza di Miss Italia è stata veramente bellissima e mi sta portando a grandissime soddisfazioni, infatti sto lavorando tantissimo. Con lei poi è stata molto tenace della cosa più importante, lei mi ricordo l'anno scorso non ha mai mollato e la sera Jesolo riuscì a vincere, anzi a stravincere il titolo così importante. Stai lavorando molto e questa è la cosa più importante, e poi Miss Italia è questo, deve offrire delle opportunità e vedo servizi fotografici, ma diverse cose. Sì, a eventi come ospite, come oggi, infatti il comune ormai mi conosce e spero che passiate una bella giornata insieme a me e anche le altre concorrenti e speriamo bene e scopriremo insieme chi sarà la nuova Miss del Carnevale del Veneto. Grazie Diletta, puoi accomodarti, c'è posto, sì, c'è posto. Io voglio portarvi subito il saluto da parte di Patrizia Mirigliani, un applauso per la nostra patron Patrizia Mirigliani. Quest'anno Miss Italia compie i suoi primi 80 anni, anzi voglio lanciarvi una cosa che sta avendo un grande successo a livello nazionale. Persone e tanti personaggi dello spettacolo stanno aderendo a questa cosa. Patrizia Mirigliani, Miss Italia, è molto vicina a quello che è i problemi della violenza sulle donne. Allora Patrizia ha lanciato un hashtag per la festa di San Valentino, ha ottenuto un tale successo, oltre 250.000 citazioni hashtag, l'hashtag è guarda bene chi ami. Quindi se voi volete fare una foto, un video, poi dovete taggare Miss Italia ovviamente e hashtag guarda bene chi ami, magari indossate un occhiale, lo dite e vogliamo condividere con voi questo messaggio così importante. Quindi grazie a Patrizia, facciamo un applauso in più a lei per questa cosa che ha lanciato, davvero. Sappiamo tutti il problema dei femminicidi, sappiamo tutti questi problemi, li conosciamo e noi siamo ben felici di portare anche nelle piazze questo messaggio. Miss Italia fa anche questo. Bene, a questo punto si entra in gara. Signori giurati, ragazze, io mi sposto da questa parte perché le protagoniste a Miss Italia sono sempre e solo loro, queste bellissime ragazze, e apre questa selezione la concorrente numero 1, lei è Elena, 23 anni, di San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, lei fa la segretaria, concorrente numero 1.
Andiamo con Maila, concorrente numero 2. Andiamo con la numero 3, lei è Asia. Andiamo con la prossima concorrente, lei è numero 4, Maya. Quindi andiamo con la numero 5, lei è Arianna. Andiamo quindi con la numero 6, lei è Anna. Una volta di Beatrice, concorrente numero 7. E quindi andiamo con Jessica, concorrente numero 8. Andiamo con Alice, concorrente numero 9. Dopo Alice abbiamo la numero 10, lei è Claudia.
Andiamo quindi con la numero 11 che è Emma. Andiamo con Sara, concorrente numero 12. È prontissima Valentina, concorrente numero 13. Andiamo quindi con Jenny, concorrente numero 14. Quindi è la volta di Asia, concorrente numero 15. E andiamo con la prossima, la concorrente numero 16, lei è Silvia. Andiamo con il numero 17, Susanna. Asia, numero 18. E andiamo con Beatrice, concorrente numero 19. E andiamo con Eleonora, numero 20.
Eleonora, a 21 anni, arriva da Villa Marzana, provincia di Rovigo, studentessa in mediazione linguistica. Facciamo un applauso alle nostre 20 concorrenti. Ma adesso abbassiamo la musica perché abbiamo un ospite che ci viene a portare il saluto, ovviamente in attesa delle premiazioni, il sindaco Stefano Farinazzo. Ci può raggiungere il sindaco di Casale di Scodosia? Continuiamo a essere fortunati con il sole, che siamo baciati dal sole quest'anno. Ci hai portato ogni anno, ci porti sempre ragazze più belle. Speriamo che prima o dopo ci porti quella che vince Miss Italia, no? Dai, fatto tutto, che bello. Sindaco, velocissimo, velocissimo. Allora, restate qui perché poi fra qualche istante arriverà il momento delle premiazioni. Andiamo a rivedere tutte le nostre 20 bellissime concorrenti. Io ve le lascio qualche istante se dovete fare foto, intanto vado a vedere qui se siamo pronti per le premiazioni, intanto fate le vostre foto di gruppo alle ragazze e tutto il resto. Che Miss Italia ha più finali regionali, cito Miss Eleganza, Miss Cinema, l'anno scorso c'era Miss Sorriso, Miss Sport e poi ovviamente il tutto, ne ho citati proprio alcuni, poi il tutto si concluderà con la finalissima di Miss Veneto, anche quest'anno possiamo confermarlo alla fine di agosto in piazza Aurora a Jesolo. Ma andiamo avanti e io chiamerei Diletta. Hai tu il verdetto per caso? Mi hanno detto che sarai tu a darmi. Una volta si diceva la busta, adesso hai tutto? Grazie cara. Bene, dovremmo esserci. Allora, sono pronti coloro che devono premiare e iniziamo a premiare la quinta classificata. Laura Altobello, assessore, dovrà consegnare la fascia. Buonasera a lei, assessore. Quinta classificata è la concorrente numero 11 Elena Bimbatti di Ceneselli, provincia di Rovigo. E con noi è stata oggi ospite Diletta Sperotto, Miss Veneto 2018, che consegnerà questo mazzo di fiori alle varie vincitrici. Grazie davvero. E andiamo a premiare la quarta classificata. Chiamiamo l'assessore Anna Muraro per la premiazione. Buonasera a lei, assessore. Quarta classificata è la concorrente numero 1 Elena Sega di San Giovanni Lupa Toto, provincia di Verona. È lei. E a questo punto andiamo in alto nella classifica perché la terza, la seconda e la prima parteciperanno di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Per premiare la terza classificata chiamiamo l'assessore Damiano Pernechele, che è un po' il deus ex machina di quello che è il Carnevale, 71esima edizione del Carnevale di Scodosia. Un saluto per gli amici che stanno guardando su Facebook. Un saluto a tutti e grazie di essere qui presenti e a tutti quelli in diretta con noi su Facebook. Appuntamento martedì, vero, per il gran finale? Assolutamente, martedì ultimo di Carnevale a Casale di Scodosia. Grazie Damiano, il centro della scena per lei. Terza classificata, quindi ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Lei è la concorrente numero 5, Arianna Borgo di Sarcedo, provincia di Vicenza. E lei ha già messo il piede alle finali regionali in Veneto. Grazie Damiano.
Per premiare la seconda classificata sul palco arriva il sindaco di Casale di Scodosia, Stefano Farinazzo. Buonasera sindaco. Buonasera a lei, anche a lei chiedo un saluto, ha già salutato prima i tanti amici presenti, però chiedo un altro saluto per coloro che ci stanno guardando. Buongiorno a tutti, però io, siccome mi piace fare cose diverse, e prima di premiare la seconda volevo dare un presente a Paola, quindi viene qua anche se non vuole, e uno... Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in Veneto di Miss Italia. Buongiorno Paola. E anche, non so, la sua fascia. Non ha vinto niente Paola, volevo... Anche una Miss Veneto, così. Sì. Ecco qua, Diletta, un bacio anche tu al sindaco, perché mi sembra di avere quanti mazzi di fiori, grazie. Ve li girati, questo è per la vincitrice, questo era il famoso ruba mazzetto. Volevo avvisare che per le vincitrici non c'è più, hanno finito tutti i fiori, quindi grazie Paola, poi ci vediamo per la prima classificata, grazie. Allora, adesso torniamo a no, perché noi si ride, ma qui ci sono delle ragazze che aspettano e quindi il momento per loro è davvero importante. Seconda classificata, che sarà premiata dal sindaco di Casale di Scodosia Stefano Farinazzo. Seconda classificata che abbiamo detto parteciperà di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Lei è la concorrente numero 7, Beatrice Vallin di Saccolombo in provincia di Padova. Grazie Stefano. E a questo punto sul palco per premiare la prima classificata io vorrei Paolo Muraro, che è il presidente del Carnevale. Buonasera Paolo. Buonasera, grazie. Anche a lei come sta andando? Benissimo, bellissima giornata. Allora facciamo una cosa, Valentina, puoi fare un giro e voi salutate, voi del pubblico, riusciamo a girarci su, è una piazza bellissima, salutate, dai, salutate tutti gli amici che stanno guardando attraverso il web sulla pagina Facebook di Miss Italia Veneto. Qui siamo a Casale di Scodosia in provincia di Padova e questo è il pubblico straordinario che ci sta facendo compagnia da tutto il pomeriggio qui in questa bellissima piazza Matteotti. Torniamo sul palco, chiamerei anche Paola Rizzotti. Paola, vieni anche tu per le premiazioni, un saluto agli amici che sono qui, ai genitori che sono tanti, alle nostre ragazze. Buongiorno a tutti, grazie, vi vedo sempre numerosi, è il quinto anno che siamo qui a Casale di Scodosia, quindi un po' mi sento a casa. Quindi grazie al comune, grazie all'associazione Carnevale che ci ospitano sempre e ci accolgono con grande affetto, grazie. Molto bene, allora, io vorrei un applauso per tutte le concorrenti di oggi, perché adesso è il momento più bello per una di loro e un po' più triste per le altre, perché ci sta, è una gara. Voglio ricordare una cosa, ovviamente, che la prima, seconda, terza parteciperanno di diritto alle finali regionali in Veneto. Ovviamente dalla quarta in poi si potranno tutte ripresentare nelle prossime selezioni, perché ovviamente la stagione è ancora molto lunga e tante sono le date di questo tour di Miss Italia in Veneto, ma una vincitrice c'è. Anche lei ovviamente parteciperà alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Vince il titolo di Miss Carnevale del Veneto la concorrente numero 19, Beatrice Zaccani di Verona. È lei la vincitrice di Miss Carnevale del Veneto. Arriva anche il bacio di Paola Rizzotti della nostra patrona. E io voglio ringraziare Elena, la concorrente numero 1, Maila la numero 2, 3 la Asia, poi Maya la numero 4, Arianna la numero 5, 6 Anna, 7 Beatrice, 8 Jessica, la 9 Alice, la numero 10 Claudia, la numero 11 Emma e poi proseguiamo ancora, la numero 12 Sara, poi Valentina 13, Jenny 14, 15 Asia e poi ancora la 16 Silvia, la 17 Susanna, la 18 Asia, la 19 Beatrice e la numero 20 Eleonora. Loro sono state le grandi protagoniste di questo pomeriggio qui per la 71esima edizione del Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia. Queste sono le prime 3 finaliste regionali e insieme a voi ragazze ci vediamo alle prossime selezioni, perché la stagione è ancora lunga e le possibilità ce ne sono ancora tante. Un applauso per Diletta Sperotto, Miss Veneto 2018. Vai Diletta, un saluto. Grazie a tutti, un bacio.
Ciao a tutti e seguiteci nelle prossime tappe. Ciao! Ciao amici di Giriferro Team, oggi siamo qui a Casale di Scodosio in provincia di Padova. Qui con noi c'è Beatrice, oggi è vincitrice del titolo di Carnevale di Scodosia per Miss Italia. Allora, com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza per me molto emozionante, soprattutto perché inaspettata al massimo. Io sono venuta qui con lo scopo di divertirmi e alla fine mi ritrovo con questa fascia. Di dove sei? Io sono di Verona. E com'è stato interagire con le altre ragazze riguardo la sfilata? Ma in realtà molte volte si è prevenuti riguardo questo mondo per gli antagonismi che si possono creare. In realtà abbiamo stretto amicizia, abbiamo creato un bel gruppo e hanno contribuito anche loro appunto a rendere questa esperienza emozionante. Un bacione a tutti quanti!